Buongiorno, buona giornata da Focus TG. Partiamo subito con la cronaca, una notizia di un altro incidente stradale. C'è stato un tamponamento tra furgone e camion della notte in A4 tra Padova Est e Padova Ovest, un morto e un ferito grave. Altre notizie pubblicate dal Gazzettino questa mattina: Andrea Papi ucciso da un orso, la famiglia denuncia lo Stato per aver reintrodotto gli animali in Trentino. Trovata una bomba vicino alle mura nel giorno del mercato, e qui siamo a Treviso, e a Feltre rubano un'auto e devastano l'area picnic nella notte del furto al negozio di biciclette. I funerali di Archia Naui, la 31enne è morta ad Ariano Polesine per un colpo di pistola sparato accidentalmente dal figlio di 8 anni, un funerale islamico. Oggi la famiglia partirà per il Marocco. Partirà oggi per il Marocco con la famiglia la salma di Archia Naui, la donna, mamma di 2 bambini di 8 e 11 anni, colpita alla testa da un proiettile esploso accidentalmente dal figlio più piccolo nella loro abitazione di Via Fine ad Ariano Polesine. Un funerale islamico per la donna morta dopo 24 ore di agonia. Ieri sera la visita del sindaco di Ariano, Luisa Beltrami, al padre e ai bambini, che ancora non sono rientrati in casa ma sono ospitati da un familiare. Una vicenda ancora avvolta nel mistero, una morte che vede ad oggi nel registro degli indagati iscritto il nome di una sola persona, quello del vicino di casa, che deteneva legalmente insieme ad altri fucili l'arma dalla quale è partito il proiettile. Chi ha nascosto l'arma ritrovata poco più lontano, sepolta sottoterra, e chi abbia aperto quel cassetto rimane ancora un mistero sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce. L'amministrazione ha espresso profonda vicinanza alla famiglia. Ieri, durante la visita, ai bambini sono stati consegnati beni di prima necessità e materiale scolastico. Vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto. Vedete un fatto di cui ci occuperemo: il super pesticida che salva i vigneti, ma l'Europa lo vieta. È scontro in Veneto tra chi ritiene che lo si debba usare e chi, come Andrea Zanoni, che dice neurotossico e procura dei danni ai bambini. Vedremo poi in diretta con Lucio Zanato questa vicenda, intervisteremo direttamente Andrea Zanoni. Vediamo un'altra notizia dal Gazzettino: il lavoro, le aziende vanno a caccia dei cinquantenni, sono più affidabili dei giovani. E poi ci occuperemo ancora degli stagionali introvabili e gli alberghi che provano a convincerli con welfare e premi di produzione. C'è stato un accordo storico a Jesolo su questo fronte. Ancora la cronaca: Pietro De Bernardini è la seconda vittima della valanga che ha travolto 5 sci alpinisti vicentini in Norvegia. Lascia la comunità di Isola Vicentina sotto shock. Gli amici straziati lo ricordano come un ragazzo solare e giramondo, e ogni anno partecipava al Palio delle Contrade. La sua mancanza è stata proprio un fulmine a ciel sereno in questa giornata e ci mancherà tantissimo. Il ricordo degli amici straziati dalla notizia della scomparsa di Pietro De Bernardini, il 25enne di Isola Vicentina travolto dalla valanga in Norvegia insieme agli altri escursionisti vicentini. Lui è la seconda vittima dell'incidente. Mancherà la sua esuberanza, lui che viene definito solare e giramondo. Studiava e lavorava in Olanda, dove stava per prendere una seconda laurea dopo essersi laureato in ingegneria a Milano. Era in Norvegia in vacanza, qui ad Isola tutti lo ricordano per le prodezze al Palio delle Contrade di luglio. Abile nei giochi di velocità, nel 2018 la Contrada Santa Maria aveva vinto grazie alle sue abilità. Pietro era un ragazzo solare, esuberante, e aveva sempre voglia di fare festa. Al Palio si divertiva come un matto ed era... ci mancherà sicuramente a questo Palio. Ecco. Per Santa Maria è stato fondamentale. Nel 2018 Santa Maria ha vinto il Palio grazie anche a lui, che era molto furbo e agile. E proprio per il Palio si pensa ad un premio ad hoc da dedicare alla sua memoria. Avevamo già pensato a qualcosa, una targa, ad esempio il più giovane, oppure a un ragazzo che si distingue appunto per le sue abilità magari durante il Palio. Ed è stato travolto dall'auto guidata da un terrorista, un giovane avvocato romano. È successo a Tel Aviv.
proprio un'auto lanciata a tutta velocità nella zona prospiciente il lungomare della città. La vittima era insieme ad alcuni amici, adesso vediamo le immagini tra pochissimo dell'auto in corsa che arriva a 200 all'ora, vedete questo è il vialetto sul lungomare, a un certo punto spunta il veicolo a una folle velocità e ovviamente ecco, qui esce dal percorso e si cappotta e proprio poco prima ha investito Alessandro Parini, che è l'avvocato che ha perso la vita in questa tragedia. È un attentato terroristico. Parini era in vacanza in Israele. Torniamo al Veneto. È stato condannato per direttissima il 24enne che ieri ha aggredito 2 poliziotti a Conegliano, dove è stato un pomeriggio ad alta tensione, finito anche sui social, ovviamente protagonisti sempre i ragazzi delle baby gang. Vediamo. Sembra Gotham, lo sbirro picchia un bambino, se entra con loro in macchina sarà solo un ricordo. Vogliono boicottarmi perché siamo del blocco, sento dalla sua bocca, ascoltati di troppo. Tipo torna in Marocco, questo non sarà il tuo posto, ste cose non le scordi. Il video con tanto di minaccia su TikTok, il social più seguito dai giovani, è presto diventato virale e racconta dell'arresto di un ghanese 24enne in via Sauro, a pochi metri dai giardini di San Martino a Conegliano. Quello che non racconta invece l'aggressione subita dai 2 agenti di polizia impegnati nel controllo antispaccio dell'area, non solo da parte del 24enne, ma anche di diversi compagni che erano con lui, una decina, stando alle testimonianze. Sono le 4 del pomeriggio quando i toni in questo angolo di Conegliano si accendono. I ragazzi di colore hanno preso a menegate i poliziotti. Là c'era una baruffa immensa. Io ho sentito solo baruffa. Lasciarmi stare, e il poliziotto le ha prese anche. Ma erano in tanti? Tanti, contro 2. Come se non bastasse, il gruppo si è poi portato all'esterno del commissariato per continuare la protesta nei confronti dei controlli. Nelle scorse ore, in tribunale a Treviso, il 24enne è stato giudicato per direttissima e condannato a 1 anno e 4 mesi per resistenza pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. Restano da vagliare le altre posizioni. I 2 poliziotti hanno riportato una prognosi di 7 giorni ciascuno. Uno è stato morso alle mani e alla schiena, l'altro ha ricevuto un pugno in piena faccia e ha rotto un dente. Per i residenti l'ultimo atto di una serie in una zona che resta poco sicura. Sto notando ultimamente un aumento della microcriminalità, cioè delle bande di giovani che vanno in giro per Conegliano a fare quello che vogliono praticamente. Secondo me la situazione sta peggiorando e sta degenerando e non abbiamo più il controllo di questa situazione. Secondo me in certi posti più forze dell'ordine sicuramente non farebbero male per tenere la situazione sotto controllo. Più controlli sicuramente, sì, più controlli sicuramente. C'è troppa delinquenza, non va bene. La situazione è sempre un po' violenta qua a Conegliano. Però da un posto dopo vanno in un altro, non si sa dove sia un po' di pace o tranquillità, anche per i bambini. Troppo delinquenza e non va bene così. Troppi, come si dice, extracomunitari e troppa paura. In diversi posti c'è spazio di droga. Bisogna andare giù drastici, bisogna che le robe le cambia radicalmente e dare più coso alle forze dell'ordine, mano libera alle forze dell'ordine, se no non se ne va fuori. Beh, incredibile, a Thiene un ragazzo di 17 anni si è presentato in classe con una pistola nello zainetto, una scacciacani, ha esploso un colpo. Vediamo il servizio di Luisa Bertini. È andato a scuola con un'arma a salve riposta nella cartella, dalla quale, secondo le ricostruzioni, sarebbe partito accidentalmente il colpo da dentro lo zainetto, pare mentre lo studente stava finendo la lezione, forse nell'atto di mettere a posto i libri.
Un botto dalla pistola giocattolo mentre era in classe con gli altri compagni e gli insegnanti, rimasti spaventati dal rumore. È successo all'Istituto Superiore Saugo di Thiene prima dell'interruzione delle lezioni per il ponte di Pasqua. Si tratta di una pistola salve di libera vendita e detenzione in casa a cui era stato tolto il tappo rosso. È stata sequestrata dai carabinieri intervenuti che hanno denunciato il minore alla Procura di Venezia. Spesso rimangono vittime di furti e rapina e purtroppo se ne parla poco, anche gli animali domestici. A Roncade, durante un episodio di questo genere, cioè un tentato furto in un'abitazione, una cagnolina ha fatto il suo dovere, si è messa ad abbaiare, è stata brutalmente picchiata. Lei è stata picchiata, comunque adesso sta bene. Matteina, detta Metti, bassotta di 5 anni, è stata picchiata da dei malviventi che volevano introdursi nel giardino di casa sua in via Stradazza a Roncade. Lei si è lanciata immediatamente dentro al campo e come è arrivata nella zona buia ho sentito che piangeva in maniera disperata come se venisse picchiata da qualcuno. Mi sono lanciato immediatamente all'interno del campo e ho sentito dei rumori dall'altra parte della siepe che si vede laggiù. Sì, loro sono entrati da qui, da dietro al pollaio, praticamente hanno scavalcato la rete. Lei ha sentito i rumori e chiaramente si è avventata immediatamente contro. L'allarme lanciato dalla piccola Metti ha di fatto sventato il furto dei ladri. Quante persone erano secondo lei? Ma secondo me almeno 2, perché ho sentito poi un vociferare mentre andavano via, quindi sicuramente erano almeno 2. È una zona martoriata dai furti. Ci sono molte case singole, ci sono stati parecchi furti. Non si vive bene? Non si vive bene, diciamo che si dorme sempre con un occhio aperto e uno chiuso. La vostra cagnolina di 5 anni è stata la vostra salvezza, il vostro allarme. Se non fosse stata per lei probabilmente io me li sarei trovati davanti al portone o probabilmente anche già dentro in macchina, perché io presumo che l'obiettivo fosse la macchina, perché la macchina è anche nuova. Un cane in famiglia, oltre che un fedele amico, dimostra d'essere sempre un prezioso alleato, anche se di piccole dimensioni. Io con Metti mi sento al sicuro perché è l'allarme di casa. Qualsiasi sistema è buono per gli spacciatori per trasferire la droga da un posto all'altro. Ci sono quelli che si mangiano addirittura degli ovuli con dentro della cocaina o altre sostanze. Poi c'è chi per esempio noleggia un autista per trasportare la droga da Milano a Padova ed è stato arrestato un tunisino. In trasferta da Milano a Padova con l'autista noleggia 34 dosi di cocaina da spacciare in tasca. Durante un controllo stradale ad Albignasego il nervosismo l'ha tradito e così un 31enne tunisino è stato perquisito e poi arrestato. La vettura a noleggio è stata fermata dai carabinieri del Norm di Abano lungo la strada statale 16 all'altezza di Albignasego. Dopo aver verificato i documenti, i militari hanno notato l'atteggiamento nervoso del passeggero e così l'hanno perquisito. Nelle tasche aveva 2 incarti contenenti a loro volta ben 34 dosi di cocaina per un totale di 15 grammi di sostanza stupefacente e 1.200 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il 31enne nordafricano residente a Milano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Abbandono di rifiuti, 18 sanzioni nel mese di marzo per un totale di 5.400 euro di multe. Succede a Vicenza. 18 violazioni sanzionate con 300 euro di multa ciascuna, per un totale di 5.400 euro nel mese di marzo. I controlli della polizia locale per contrastare l'abbandono di rifiuti davanti alle isole ecologiche sono stati realizzati da personale in borghese con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate sulle autocivette e posizionate nelle isole ecologiche. I filmati hanno permesso di individuare 11 persone responsabili dell'abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti, a San Pio X, in Viale Camisano, in via Bortolan e via Belli, e altre 7 in via Baracca e Vicolo dei Campesani. Vediamo come sono le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato, c'è un cauto ottimismo. Gianni Letta al San Raffaele l'ho trovato meglio di quanto pensassi, tornerà in campo. È una situazione clinica comunque difficile perché c'è un'insufficienza renale, c'è un'infezione
ai polmoni e poi una leucemia che si sta aggravando, ma ha detto Pier Silvio, il figlio, mio padre è un leone e ne uscirà anche questa volta. Intanto è stata avviata un'indagine interna nella casa di riposo Umberto I di Montebelluna, dove la notte di Natale ci sarebbe stato un festino poco consono per l'attività della struttura. A sollevare il caso è stata l'opposizione. Se per caso qualcuno mette in atto dei comportamenti, diciamo così, poco consoni, al di là che sia il PD a farsi portavoce o qualsiasi altra persona del mondo civile, se ha le prove ovviamente deve andare fino in fondo. Il Partito Democratico, che ha lanciato il sasso, oggi ha preferito non rilasciare dichiarazioni, scrivendo in una nota: monitoreremo l'evolversi della situazione, presenteremo una richiesta di commissione sull'Umberto I, ma vorremmo evitare di personalizzare. Scelgono così il silenzio dopo aver portato alla luce un festino non proprio consono ad una casa di riposo che si sarebbe svolto la notte di Natale. Una festa di e per i dipendenti in cui, secondo l'opposizione, si sarebbero tenuti atteggiamenti folcloristici e di dubbio gusto per l'Umberto I. Video di cui l'amministrazione non è ancora riuscita ad entrare in possesso. Io il video non l'ho visto, non so sinceramente nemmeno quasi di cosa stiamo parlando. Chi ha le prove vada a dirlo all'organo di controllo. Intanto il sindaco annuncia, dopo aver personalmente contattato il direttore dell'Umberto I, Vincenzo Casa, che il CDA ha avviato un'indagine interna. Ci siamo sentiti e hanno già attivato alcune indagini per capire se e quanto è accaduto, sempre nella massima discrezione e delicatezza. Non ho alcun potere sulle decisioni della struttura, chiarisce il sindaco Adalberto Bordin. L'organo di controllo della casa di riposo è la Regione del Veneto. Al comune spetta la nomina dei membri del CDA. Servizio di Anna De Roberto, andiamo a Bassano del Grappa, il caso Isaac, quello delle case di cura con il CDA che non intende dimettersi, sia pure dopo la sfiducia del Comune. Ieri a Venezia le sigle sindacali sono state ricevute dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Abbiamo chiesto il resoconto delle ispezioni che aveva mandato all'Isaac di Bassano, abbiamo dato dei nuovi spunti perché queste ispezioni si intensificano, abbiamo rilevato la sua difficoltà nel poter commissariare questa casa di riposo, se non dietro a regole che sono chiare e precise, ma ha dato la disponibilità di fare tutte le verifiche e di intensificare queste osservazioni che noi abbiamo portato al tavolo. Il caso Isaac di Bassano approda a Venezia, dove le sigle unitarie dei sindacati hanno incontrato l'assessora regionale Manuela Lanzarin. Chiedono un'azione immediata per tutelare lavoratori, anziani ospiti e le loro famiglie. Lei ci ha garantito che dopo Pasqua farà in modo che ci sia appunto una velocizzazione dell'ispezione. Noi attendiamo queste risposte al più presto, perché saranno quelle che ci faranno capire se l'ente potrà essere commissariato oppure no. Posto che per quanto ci riguarda il tema è non tanto e non solo il commissariamento, ma un cambio di passo vero da parte di questa struttura. Se ci fosse un cambio di CDA, per noi è importante che ci sia un indirizzo forte e chiaro rispetto alla qualità del servizio, al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, all'internalizzazione dei servizi che sono stati lasciati ai privati e al mantenimento della natura pubblica di questo ente. Uno degli obiettivi è il mantenimento delle 2 case di riposo pubbliche. È una struttura, e questo ce l'ha confermato anche l'assessore Lanzarin, che non può essere privatizzata. È una struttura pubblica che appartiene ai cittadini di Bassano, quindi qualsiasi azione viene messa in campo da parte di questo Consiglio di amministrazione, che premetto ormai rappresenta solo se stesso, è un'azione che non ha nessuna fondatezza e nessuna legittimità. E intanto parte una raccolta firme per far sentire alle alte sfere il grido di un'intera collettività. Ieri sera abbiamo parlato a Focus di quanto è accaduto in Europa. Vediamo il titolo del Fatto Quotidiano: la causa europea contro la legge ungherese anti-LGBT, cioè contro l'omofobia, contro la legge ungherese sull'omofobia. 15 stati si uniscono, anche Francia e Germania
l'Italia di Meloni è con Orban. È una legge, quella dell'Ungheria, che prevede che non ci possano essere riferimenti all'omofobia, agli omosessuali e a quant'altro riguarda i gender, i cambiamenti di sesso, eccetera, nei libri dei testi scolastici, che non si possa parlare di omosessualità nelle trasmissioni televisive. Andiamo a Rossano Veneto, dove c'è una situazione davvero caotica dal punto di vista politico. Vediamo, ci spiega tutto Ferdinando Garavello. State attenti perché il pasticcio è di quelli complicati. Nel Bassanese c'è un comune che va al voto, nel quale il vice sindaco si dimette per correre contro il candidato espresso dall'attuale sindaco. E non è tutto, perché fanno parte tutti quanti della stessa coalizione che governa a Venezia e pure a Roma. Per non parlare del fatto che la sezione locale del partito del Primo Cittadino annuncia di supportare il vice dimissionario, mentre la segreteria regionale nega il simbolo e quindi l'appoggio. Tutto chiaro? Anche no, direte voi, ma ve l'avevamo detto che era un bel pasticcio. Anzi, un pasticciaccio in salsa rossanese, dove il sindaco uscente è Morena Martini, il candidato dell'amministrazione è Marco Zonta, il vice dimissionario è Davide Berton e il partito che a Rossano appoggia quest'ultimo, ma che non concede il simbolo su disposizione del commissario regionale, è la Lega. Fin qui i nomi, ma le date forse sono ancora più importanti, già perché la notizia delle dimissioni da vice sindaco e della contestuale candidatura di Berton è arrivata giovedì nel tardo pomeriggio, come pure l'appoggio da parte della Lega rossanese, mentre il niet della Lega Veneta porta addirittura la data del giorno prima. Pare che in questa faccenda comunque le sorprese non finiscano qui. Sentite cosa dice il sindaco delle modalità con cui le è stato comunicato l'addio del vice. L'ho appreso e a me la domanda che mi faccio, ma che soprattutto faccio ai telespettatori e alle telespettatrici è come giudicate una persona, un vice sindaco che ha sempre votato a favore in giunta, ha sempre votato a favore in consiglio comunale, con il quale non c'è stata mai una discussione, ha approvato tutto quello che abbiamo portato avanti e che a un mese dalle elezioni decide di andare con l'opposizione, col capo dell'opposizione. Io una definizione ce l'ho ben chiara, sarà lui che dovrà giustificare alle persone il perché. Poche e concise parole per definire il comportamento del suo ormai ex vice sindaco. È un tradimento che secondo me la lista che io rappresento non meritava. Ci si chiede come mai la Lega abbia negato il simbolo praticamente già concesso dalla sezione locale. La Lega regionale, e quindi la parte della struttura leghista che decide, non dà il simbolo alla lista Berton, okay? Non dà il simbolo alla sezione Lega di Rossano Veneto. Che loro ne dicono, io sono rimasta molto stupita del loro comunicato stampa che va contro le decisioni che già sapevano della Lega regionale. Ve l'avevamo detto che era un pasticcio e manca più di un mese alle elezioni. Fate voi. Servizio Ferdinando Garavello, questa mattina in regia Francesco Ceron con Alberto Pivetta. Pare sia stato effettivamente sbranato da un orso il giovane runner che è scomparso e poi è stato ritrovato morto con il corpo dilaniato qualche ora dopo la scomparsa. Un giovane runner che purtroppo si è incontrato con questo grosso animale. Vediamo il servizio dell'ANSA su questo. Sarà abbattuto l'orso che ha ucciso Andrea Papi, il runner 26enne, il cui corpo è stato trovato senza vita nei boschi di Caldessi in Val di Sole, in Trentino, nella notte tra mercoledì e giovedì. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Autonoma del Trentino, Maurizio Fugatti, che ha firmato un'ordinanza dopo la conferma che ad aggredire mentre era ancora in vita e ad uccidere il giovane è stato un orso. A confermare quella che è stata da subito la prima ipotesi sono stati i risultati dell'autopsia.
L'uomo avrebbe tentato di difendersi utilizzando un bastone ritrovato sporco di sangue che ora con altri oggetti è al vaglio degli inquirenti, mentre la zona viene presidiata dagli uomini del Corpo Forestale Provinciale Trentino. Dal primo momento gli abitanti di Caldessa hanno parlato della possibilità che ad uccidere il giovane runner potesse essere stato un orso. Diversi gli esemplari avvistati in zona nell'ultimo periodo, hanno raccontato. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo modello 45 senza reati e senza indagati, indagini che vanno avanti. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati genetici raccolti nei boschi per capire di che orso potrebbe trattarsi. Sono circa 90 i plantigradi presenti in tutto il Trentino, presenza che ha annunciato il presidente della regione Fugatti sarà sensibilmente ridotta. Il numero degli esemplari dovrà essere dimezzato e portato a circa 50 plantigradi come previsto dal progetto originale del 1996, ha chiarito. Esprime vicinanza alla famiglia il WWF che chiede, considerata la gravità dell'episodio, la rimozione dell'animale dopo una sicura identificazione genetica. No alla barbarie dell'occhio per occhio, dente per dente, chiede l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, una vicenda dolorosa che mostra il vuoto della politica, ha commentato l'EMPA. Monica Napoli, Sky TG 24. Il servizio era degli Sky TG 24 e c'è preoccupazione, come sapete, sull'altopiano di Asiago per i lupi. Sono branchi di lupi che hanno ucciso molti animali, vacche e quant'altro, e quindi c'è la continua denuncia di queste predazioni. Ora però qualcosa potrebbe cambiare sia in Europa che a livello regionale. Sentiamo cosa ci ha detto l'assessore alla cultura e all'agricoltura Corrado, Cristiano Corazzari. Vediamo. Le ultime statistiche ci dicono che abbiamo più di 180 lupi nella nostra regione distribuiti nelle province montane e pedemontane. Sono questi i numeri riguardanti la popolazione dei lupi in Veneto, con 2 o 3 branchi attivi anche nell'altopiano dei 7 comuni. Allevatori e residenti sono furibondi per le continue predazioni di bestiame e animali domestici e i sindaci chiedono un cambiamento nella gestione del problema. Abbiamo le mani legate fintanto che non verrà approvato il nuovo piano di gestione nazionale del lupo che permetta di avere delle misure più incisive e più efficaci per esempio catturare, spostare, allontanare e arrivare anche nei casi più gravi anche all'abbattimento. In realtà qualcosa sta cambiando. È una situazione preoccupante. Innanzitutto occorre essere chiari, lo stato di conservazione della specie lupo non è più da considerarsi critico, quindi non parliamo più di una specie in via di estinzione, ma di una specie che per contro è in forte espansione. Questo cambiamento è confermato anche dall'Unione Europea. La gente comincia a capire che quello che stiamo facendo oggi non funziona e ultimamente, proprio dopo un intervento mio, anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha ribadito che serve più flessibilità nella gestione. In parole povere, il cambio di strategia comprende il contenimento della specie e quindi l'abbattimento di capi. C'è da dire però che l'Europa non fa piani di gestione che spettano invece ai governi. L'Italia deve fare un piano o solo per la popolazione alpina, che io riterrei anche una cosa interessante, o se no per tutta l'Italia, e poi farlo approvare dall'Unione Europea. Ho parlato con il ministro Lollobrigida proprio questa settimana su questo lavoro che c'è da fare, secondo me c'è da fare il più presto possibile. L'europarlamentare Dorfmann e l'assessore alla caccia Cristiano Corazzari ai nostri microfoni. Corazzari ha tantissime deleghe anche alla pesca e anche alla cultura, ai flussi migratori. Andiamo subito in diretta da Lucio Zanato. C'è un parassita che sta mettendo a rischio le vigne, si sta ipotizzando di utilizzare un pesticida che secondo alcuni è pericoloso. A te la linea, Lucio.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Vendita. Sì, allora qui si parla della flavescenza dorata e della cicalina, che sarebbe, diciamo così, l'insetto vettore. Quindi ci sono dei trattamenti che vengono utilizzati in viticoltura per evitare questa falcidia delle vite, che per il momento non ha altre alternative. Purtroppo questo tipo di trattamento nel corso degli anni non si è dimostrato efficace, con la conseguenza che sempre più vitigni stanno morendo. Allora che cosa è successo? Che praticamente dal Ministero della Salute è arrivata la deroga per un fitofarmaco più potente, e però per il consigliere regionale Andrea Zanoni questo è un guaio. Perché? Allora, stiamo parlando del clorpirofos metile. È una sostanza che è neurotossica, e studi approfonditi hanno verificato che crea un abbassamento del quoziente di intelligenza dei ragazzi, e in alcuni casi così forte che crea proprio demenza. E quindi è un prodotto che dopo anni di studio è stato vietato negli Stati Uniti, e dal 2020 è vietato anche nell'Unione Europea, proprio perché l'EFSA, che è l'Agenzia per la tutela alimentare della salute europea, ha fatto delle verifiche e ha visto che questo pesticida è dannosissimo per la salute delle persone, naturalmente anche per l'ambiente, per l'ecosistema, e pertanto non va utilizzato. Però ad esempio la regione, in particolare l'assessore Caner, l'assessore dell'agricoltura, dice è un provvedimento in deroga, serve per combattere questa che è una devastazione dei vitigni, e verrà utilizzato in maniera consapevole e soprattutto in un unico trattamento. Caner è anche assessore dell'agricoltura, e quindi dovrebbe sapere che ci sono delle alternative. Ad esempio c'è un laboratorio dell'Opitergino che ha messo a punto un prodotto che si può usare anche in agricoltura biologica e che combatte lo Scaphoideus titanus, ovvero la cicalina. Ma il problema, oltre a combattere questo parassita che porta a questa malattia, è anche l'intensità dei vigneti. Perché oggi abbiamo la flavescenza dorata che colpisce sempre di più? Perché abbiamo sempre più vigneti, e pertanto l'intensità dei vigneti porta il fatto che se questo insetto, la cicalina, mi colpisce un vigneto e dopo si sposta, fino a qualche tempo fa magari si fermava nell'erba medica, nelle siepi, nel mais, in qualche altra coltivazione. Adesso, siccome i vigneti sono uno attaccato all'altro, va in un altro vigneto e quindi crea la propagazione di questa malattia. Però va detto che i vigneti ci sono perché c'è un'economia che tira, siamo a quasi 1 miliardo di bottiglie di Prosecco, un'economia che è cambiata e che sta sorreggendo di fatto il Veneto con la prima produzione mondiale. Sì, siamo alla prima produzione mondiale, ma quanto costerà ai veneti disinquinare le acque di falda, le acque superficiali? Io sono membro della Commissione Ambiente. Ogni anno l'ARPAV porta la relazione sullo stato di salute delle acque superficiali, cioè i fiumi, i torrenti, e sulle falde acquifere. Ogni anno ci sono sempre più residui di pesticidi d'agricoltura. Quindi la domanda è: mettiamo prima gli interessi di una nicchia economica o quelli della salute di tutti i cittadini? Perché questi sono i conti che dobbiamo fare, perché anche la sanità costituisce un costo molto importante. Quando mai verrà fatto quello che io ho chiesto e chiedo ogni anno nel bilancio, di fare uno studio approfondito su quelli che sono gli effetti collaterali dell'utilizzo dei pesticidi? Perché c'è da dire anche un'altra cosa, ed è bene che si sappia. Ogni anno aumenta la quantità di pesticidi in Veneto e soprattutto a Treviso. Perché? Perché ogni anno aumenta la superficie a vite. Ogni anno quindi vengono utilizzate in ambiente quelle sostanze che per utilizzarle gli operatori si vestono come dei marziani, come degli astronauti, con guanti, caschi e tutte quelle precauzioni giustamente per evitare di entrare in contatto con queste sostanze chimiche. Il problema è che nell'ambiente vivono anche le persone, c'è il problema della deriva dei pesticidi, c'è il problema della contaminazione del suolo, contaminazione dell'acqua. Dove ci sono i vigneti, gli insetti, anche quelli utili, stanno scomparendo, sono scomparse le rondini, sono scomparsi i passeri, sono tutti uccelli insettivori che si nutrono di insetti, che naturalmente quando fai questi trattamenti diventano un piatto appetibile perché sono mezzi moribondi. Gli uccelli se ne nutrono e quindi abbiamo anche questi effetti collaterali sulla biodiversità. Bisogna mettere tutto nel piatto. Ecco, direttore, questa come sempre è l'equilibrio economia e ambiente. Se hai domande, a te la linea. Grazie Lucio, grazie molte a Lucio Zanatto e ad Andrea
Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo subito con altre notizie. Telespettatori ci hanno segnalato una situazione di degrado a Marostica vicino al cimitero, siamo andati a vedere. All'ombra dei cipressi, altro che foscoliana memoria, ecco cosa appare lungo il viale alberato che conduce al Camposanto di Marostica a lato di un supermercato. Rifiuti abbandonati, persino un frighetto da campeggio, un pattino scassato, bottiglie di vetro e plastica vuote, lattine, fazzoletti, cellophane. Ovviamente lo spettacolo è stato notato dai passanti che hanno subito avvertito la nostra redazione e da chi si occupa della cura del cimitero. Facciamo un richiamo anche alla civiltà delle persone perché purtroppo questa è una cosa che non si deve fare, abbandonare i rifiuti, specialmente all'esterno. Ci sono questi incivili che oggi come oggi abbandonano un po' dappertutto e purtroppo è il classico che anche su altri cimiteri, non solo su quello di Marostica ma sì anche su altri cimiteri c'è questo problema che sussiste. Ecco, voi avete già segnalato al comune questa cosa? Sì, abbiamo segnalato, io ho segnalato ancora ieri in sede della mia cooperativa e adesso ovviamente è stato segnalato anche a Marostica, al comune. Senz'altro nelle prossime ore rifiuti e sporcizia saranno eliminati, ma fa rabbia vedere come certa gente non porti rispetto nemmeno per un luogo sacro come il cimitero. È una cosa che è difficile, molto difficile controllare. Controllare lo scarso senso civico della gente. Esatto, purtroppo sì. Qui manca proprio il senso civico, anche perché non vedo l'opportunità di abbandonare, visto che il servizio c'è. E ovviamente ci sono città assediate dai turisti per le vacanze pasquali e ci sono anche le spese per i pranzi e le cene. Anna De Roberto è andata, non so se l'abbiamo, sì, sentiamo dopo allora Anna De Roberto, vediamo sì, dovevamo dare il blogger, scusami Francesco, il blogger che ha invitato, a proposito di civiltà, no? Si parlava di incivili e di inciviltà, c'è un blogger che ha invitato le persone attraverso i social ad andare a imbrattare la Basilica di San Marco, robe da matti, vediamo. Questo è un messaggio per gli attivisti di ultima generazione, va bene Roma, va bene Firenze, va bene tutte le capitali delle città d'arte, ma Venezia, non vale niente questa città? Venite a imbrattare la Basilica, venite a imbrattare il Palazzo Ducale. Se volete lanciare un messaggio, lanciatelo anche da qua. Mentre il sindaco gioisce per l'identificazione con conseguente sanzione dei 5 responsabili di tuffi e acrobazie a Venezia, il blogger originario di Varese ma veneziano d'adozione lancia una forte provocazione sui social e lo fa, dice, proprio per amore della città che si sta riducendo a essere solamente attrattiva turistica. Era una provocazione per far riflettere su cosa vuol dire, più che altro sull'andamento della città, che a forza di tenere questi monumenti perfetti che non si devono rovinare, la città comunque muore, cioè il monumento deve essere vivo, la città deve essere viva, se non la tieni viva cioè ci fai un parco turistico, no? Per me la città è un animale vivo e se non ci sono i cittadini, da un certo punto di vista, che senso ha avere Piazza San Marco? E ricordiamolo che però imbrattare, cioè non è andare con gli uniposca, si usano delle vernici che sono lavabili ed è molto più lavabile quello del fatto che la città si sta svuotando. Abbiamo fatto meno 50.000 abitanti quest'estate, mi pare, e la notizia è passata totalmente nel silenzio. Quindi è più importante dover pulire una colonna del Palazzo Ducale o ragionare sul fatto che Venezia ha sempre meno abitanti. Quindi se volete colpire duro un posto dove vergogna, non si rovinano le cose, questa è Venezia. Venite e lanciate vernice qua a Venezia, perché qui farà sicuramente ancora più rumore che dei posti che avete scelto nel passato. E questa provocazione è finita dritta dritta nelle mani della Digos, motivo per cui Federico è indagato, ma la cosa non sembra preoccuparlo, anzi. Bene. bene. E sui tuffatori dice: fan bene perché è l'uso che la città si merita per come si racconta.
Se tu la racconti come un posto dove vieni, vedi, spendi, mangi e vai, tanto vale che poi tu la usi come ritieni giusto. Vabbè, ci mancava solo l'influencer pro degrado. Andiamo a Padova dove c'è Anna De Roberto. Ovviamente le città d'arte sono assediate dai turisti, anche il mercato sotto il salone dove ci sono le spese pasquali e dove i prezzi particolarmente alti non fanno, diciamo, non danneggiano gli affari dei negozianti. Vediamo. Sì, buongiorno da Padova, nel cuore dello storico salone. Alle mie spalle uno dei tanti chioschi dove si può comprare l'agnello pasquale. Come vedete ci sono tante code, anche qui alla destra e alla mia sinistra sono tantissimi i chioschi e tante le persone che oggi vogliono comprare. I prezzi variano da 24 euro al chilo a 26 euro al chilo, a seconda che si compri la coscia oppure il petto. Tante le persone che comunque non stanno rinunciando a portare in tavola l'agnello pasquale. Gli aumenti, come ci raccontano i produttori, sono stati contenuti. Ve li facciamo ascoltare. Posso chiederle quanto è costato? 37 euro per 10 persone, ecco, per cui è un prezzo adeguato, direi. Adeguato il prezzo, secondo lei sono saliti i prezzi? Ma un po' sono saliti, sì, però diciamo che questo è abbastanza accettabile. Come sono i prezzi quest'anno? I prezzi sono come l'anno scorso più o meno, tranne i prodotti di nicchia che hanno un prezzo superiore agli altri anni. Materie prime che sono aumentate? Assolutamente. Specialmente nei prodotti semifreschi, dal latte di pecora, dal latte di capra, ai pecorini romani. Il parmigiano è ancora abbastanza stabile, però insomma chi vuole un prodotto diverso, un po' di nicchia, comunque c'è un valore aggiunto in più rispetto agli altri anni. L'uovo di Pasqua è molto più costoso rispetto agli altri anni, ecco. Ne abbiamo preso soltanto uno quest'anno, per tradizione. Come sono i prezzi quest'anno? Siamo ai livelli dell'anno scorso, c'è una differenza di prezzo di circa il 2%, 2-2,5%, di conseguenza siamo in linea con l'anno scorso, non perché sia diminuito, per carità, è che l'anno scorso era già un po' caruccio, quest'anno si sono contenuti abbastanza, diciamo. Abbiamo cercato anche noi stessi di contenere i prezzi perché altrimenti sarebbero lievitati un po' di più. Quindi i ricavi rischiano di essere minori per voi? No, non è che rischiano, sono molto minori, però è giusto anche non lavorare solo per i soldi ma per soddisfare la gente e soprattutto farla mangiare bene. Io trovo che i prezzi sono un po' cresciuti, ma insomma stiamo anche abbastanza bene, dai. I prezzi sono dappertutto più o meno uguali, la carne è andata molto su. Però non si rinuncia? Si mangia un po' meno, ma la carne non si rinuncia. Rispetto secondo me all'anno scorso c'è stato un aumento, quindi voglio dire le cose vanno bene, la gente mangia ancora, voglio dire, in famiglia, anche se non c'è tutte le libertà che ci sono che prima magari col Covid non c'erano. E niente, buona Pasqua a tutti e basta. Avete visto insomma un'atmosfera frizzante oggi sotto il salone, complice la bella giornata, la carne d'agnello ma non solo, anche prodotti lattiero-caseari e pasta fresca. Tantissime le persone che comunque nonostante la crisi e nonostante gli aumenti non vogliono rinunciare a festeggiare con i buoni prodotti nelle loro tavole di Pasqua. È tutto da Padova, restituisco la linea. Grazie ad Anna De Roberto dal mercato sotto il salone nel cuore di Padova. Andiamo a Vicenza e vediamo questi aumenti che riguardano anche le uova di cioccolato. Rispetto agli altri anni di quanto sono aumentate, ad esempio le uova piuttosto che le colombe? Ma io penso del 20-30%. Ecco. È molto di più di quello che sembra che sia l'inflazione. Ecco. Per gli alimentari è così? È abbastanza, sì, direi 20, anche 25%. Sicuramente sono aumentati tanto, io ho visto, non ho comprato le uova, ho dato un'occhiata veloce, però sicuramente rispetto all'anno scorso c'è una netta differenza, e anche le colombe che poi alla fine insomma il contenuto è sempre lo stesso, ecco, quindi questo credo non incentivi l'acquisto. Lievitano i prezzi delle materie prime e di conseguenza quelli delle colombe, zucchero, burro, latte,
latte, farina, uova, cacao e caro energia si sono abbattuti sulle industrie dolciarie, provocando, secondo le stime Codacons, l'aumento medio del tipico dolce pasquale del 31%. Sì, come al solito il burro, ma anche quello che è la copertura, che può essere della colomba, come può essere il pistacchio, come può essere il cioccolato. Cioè il cioccolato, cioè veramente hanno prezzi a volte folli, però anche da qui acquistiamo hanno un po' il problema nel vendere, perché anch'io mi tiro indietro, dico vabbè, prendo solo quello che mi serve. Non va meglio per le uova di Pasqua. I rincari sulla cioccolata è di circa il 20-25%, perciò le materie prime sono aumentati i costi, perciò anche alla fine, alla conclusione alla vendita, un 20-25% in più c'è sull'uovo di Pasqua. Rincari che pesano sulle famiglie, anche se all'uovo di cioccolato per i più piccoli non si rinuncia. Di solito ne prendiamo almeno uno, ecco, poi magari 2-3, ecco no. Di circa 3-4 euro se è notato il rincaro, sì. Ne comprerà lo stesso, soprattutto per i nipoti? Sì, ne comprerò almeno un paio. E ovviamente ci sono le discussioni sul menù del pranzo domenicale. Sentiamo i vicentini divisi tra capretto e agnello, poi c'è chi proprio di carne non ne vuole comunque mangiare. Sentiamo. E sulla tavola cosa non manca? Non è Pasqua se non c'è che cosa? L'uovo. L'abbacchio è tradizione, sì, con le patate. E per lei invece? No, un piatto di tradizione, devo dire, principalmente. Un primo vegetariano. Ah no, noi pesce. Pasqua al mare è pesce. Io porterò un pasticcio fatto col radicchio trevisano, il tardivo. Allora, in dialetto nostro si chiama puccidato, che io vengo da Potenza. E dentro è fatta di che cosa? Niente, no, è semplice, tipo una ciambella più dura però, un po' più dura, pasta più dura. Le cose sono più... Tipico nostro con l'uovo sodo sopra. Sicuramente la colomba che porteremo e poi vediamo. In Austria si mangia, come si chiama, Schinken, non mi viene la parola. Prosciutto. Il prosciutto cotto. San Francisco, sì. A Pasqua cosa si mangia a San Francisco? Agnello. In Sicilia è capretto, qui non lo so, che mia suocera è vegetariana. Cosa si mangia a Pasqua? Capretto sì, capretto no? L'agnello, ma deve essere quello buono, sardo, abruzzese. Per fortuna non mi piace, io mi sento anche a disagio, cioè nel senso non mi piace il gusto, ma non mi piace neanche l'idea di questi poveri agnelli, quindi non lo mangio. La tradizione a tavola invece non è Pasqua se non c'è? Se non c'è l'agnello, i carciofi maggiormente, perché noi adoriamo i carciofi, quindi... E l'agnello mio marito ci terrebbe e una volta lo facevo. Ultimamente basta, non mi va più neanche di comprarlo. Menù di Pasqua, sì, l'agnello e il timballo, quello è tradizionale nostro, e il dolce, la cresciuta nostra, quella immancabile, si porta avanti la tradizione. Piuttosto pesce, ma non capretto e agnello. Io invece al contrario, capretto e agnello se... E l'agnello? No. Perché? Perché fa un po' impressione, diciamo. È sempre tradizione, agnello non può mancare a Pasqua. Come tradizione italiana, diciamo, il capretto. Capretto. E poi non si guarda capra una volta. Ah, sì? E ti giro là sopra a guardarle su. Il menù di Pasqua dei vicentini intervistati da Daniele Garbina. Adesso andiamo in diretta da Alex Giuliano a Bassano del Grappa, perché il turismo va a gonfie vele e Bassano in questi giorni sarà sotto assedio. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta dal mercato di Bassano del Grappa, un mercato pre-pasquale e come potete vedere dalle immagini è un mercato che fa segnare veramente il tutto esaurito. Tantissima gente, tanti turisti, è un momento sicuramente di grande afflusso questo. Allora chiediamo subito a un esercente come stanno andando le cose. Siamo in diretta.
buongiorno. La vediamo il banco, diciamo, circondato da possibili clienti, ma al di là di questo, turisti bassanesi come stanno rispondendo in questo mercato del sabato? Stanno rispondendo bene e vediamo che la gente ha voglia di comprare, di uscire dopo 2 anni, 3 anni di pandemia. Sembra che stiamo riprendendo. Quindi numeri importanti, ha visto tanta gente, tanti turisti? Tanti turisti, sì, tanti turisti. Anche francesi, tedeschi, abbiamo visto tanti turisti oggi. Allora intanto buona Pasqua, visto che insomma siamo in clima, grazie per la disponibilità. Noi ne approfittiamo per andare adesso a sentire un po' di persone, di turisti che appunto stanno animando questo mercato. Seguiteci perché guardate, la gente è tantissima e adesso raccogliamo la loro voce. Tantissima gente oggi qui al mercato. Turisti, tanti turisti. Comprano? Comprano, sì. Tanti turisti, vediamo anche una bella giornata, un mercato così pieno era da tempo che non si vedeva. Eh sì, perché c'è una bella giornata e poi adesso il ponte festivo probabilmente ha attirato un po' la gente, poi Bassano è una città bellissima. La vedo con questo bel mazzo di fiori, buongiorno. Mercato veramente pieno di gente, cosa si compra oggi in questo sabato di Pasqua? Io fiori. Certo, infatti vedete che bella calla che mi sono appena presa. Stiamo facendo un giretto per dei fiori e qualcosa di abbigliamento. Molto, sì, molto bello e c'è vasta scelta, tante cose anche originali, devo essere sincero. Un mercato che fa segnare numeri da record a tantissime persone. E quanti fiori si comprano, si vendono oggi? Tantissimi, perché i fiori sono belli e rendono felici tutti quanti. Riempire la casa di fiori, visto che la primavera si fa un po' attendere, ma intanto la produciamo in casa. Noi stavamo facendo un giro, nessun acquisto per il momento, quindi sì. Bassano è ancora più viva quando c'è il mercato, però un giro per la città è sempre bello farlo. Intervista di Alex Giuliano, andiamo ancora in pubblicità un paio di minuti, poi siamo di nuovo qui. E qual è in Veneto la città più affollata a prescindere dalle vacanze, per non parlare proprio di questi due giorni del weekend pasquale? Vediamo qual è. Vediamo. Com'è Venezia? È la città più bella al mondo dopo Buenos Aires, dice questa coppia di argentini. A Venezia è iniziato il lungo weekend di Pasqua, alberghi da tutto esaurito ad accompagnare i turisti, il caratteristico suono delle ruote dei loro trolley sui nasegni della città. Piazzale Roma è invaso dalle lunghe code di auto in cerca di un parcheggio che nei garage non c'è se non si è prenotato con largo anticipo. Conava, l'associazione degli albergatori, che propone di creare una ZTL sul Ponte della Libertà. Devo aggiungere che per il 2023 le previsioni sono assolutamente rosee e favorevoli. Questo evidentemente salvo variazioni a livello internazionale. Maxi code anche gli imbarcaderi. Un'ora che aspettiamo. Per andare dove? A Murano. Turisti giunti letteralmente da ogni parte del mondo. Where do you come from? Slovacchia. Da dove venite? Slovacchia, Ucraina, Austria, Portogallo, Lisbona. Ci siamo sposati questa settimana e loro hanno venuto dall'Argentina al matrimonio. I super rincari non hanno fermato l'assalto degli arrivi. Venezia è patrimonio UNESCO, la vediamo per la prima volta in tutta la sua bellezza, con la sua laguna e la sua storia, dice questa famiglia. Tra ponti, chiese e palazzi antichi è bellissima. È una città così amabile, spero di divertirmi. Breve il tempo di permanenza, che va dai 2 ai massimo 4-5 giorni. 2 days. Only 2 days. We have to come back. And then we take the cruise during 1 week, and that's it. Yep. Enjoy in Venice. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. It's my second time. Servizio di Anna Maria Parisi, alberghi tutto esaurito ovviamente in questi giorni, e poi anche le previsioni sono ottime anche per la prossima estate, ma paradossalmente manca il personale. Allora è stato raggiunto
un accordo tra sindacati e categorie economiche per dare dei premi agli stagionali sul versante della produttività. Vediamo. È un accordo importante che lega tutte le associazioni della costa veneta, da Jesolo, Caorle, Raclea, Bibione, Portogruaro, San Donà, e siamo riusciti a dare questa possibilità ai dipendenti di ottenere dei premi di produttività legati al risultato o sul fatturato o sulle presenze o sul valore delle recensioni che vengono prese dall'albergo. Quindi uno stimolo per operare al meglio. Il premio di risultato avrà un ammontare variabile e sarà collegato ad aumenti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e in base alle reviews, cioè la qualità delle recensioni che i clienti degli alberghi faranno sui social adibite alla prenotazione della struttura stessa. In fase di avvio l'ammontare minimo del premio sarà di 200 euro per la prima stagione e di 400 euro per la seconda stagione. Benefit per i nostri collaboratori, perché riteniamo sia corretto e giusto in questo momento di difficoltà anche della ricerca del personale riuscire a premiare tutti coloro che svolgono il loro lavoro con professionalità e con la massima collaborazione. Finiamo con la storia di un bambino malato, Mario, a 2 anni, è nato a Padova. I genitori hanno dato il via a una raccolta di fondi per lo studio di un farmaco che potrebbe aiutare questo bambino e tanti altri a guarire. Questa sindrome si chiama CHOPS, è rarissima come malattia e colpisce solo 30 bambini in tutto il mondo. Vediamo. Ha gli occhi grandi, un sorriso dolcissimo e un carattere gioioso il piccolo Mario, che nei suoi 2 anni di vita si è ritrovato a combattere contro la CHOPS, una sindrome rarissima di cui esistono 30 casi al mondo e solo 13 sono stati studiati in letteratura. A suo fianco il papà Giovanni, agente del reparto prevenzione crimine della polizia a Padova, e la mamma Manuela, ricercatrice universitaria. Numerosi i sintomi legati alla sindrome. Sin da quando aveva 5 mesi abbiamo scoperto che appunto aveva una cardiopatia congenita legata alla sindrome, ma noi ai tempi non sapevamo ci fosse questa dietro, ma comunque è stata diagnosticata questa cardiopatia che ha richiesto ben 2 interventi cardiochirurgici e Mario è già stato in ospedale globalmente per 4 mesi della sua vita. Oltre a questo ha una molto sensibile a livello respiratorio, ha un'ipoacusia bilaterale, vuol dire che non sente perfettamente e quindi abbiamo dovuto provvedere per fargli indossare delle protesi acustiche. Probabilmente non vede nemmeno benissimo. Nonostante tutto, Mario con mamma e papà non mollano. È stato lui a darci tutta la forza per riuscire, insomma, a superare tante difficoltà che si sono presentate fino ad ora, non ultima questa diagnosi che è recente, è arrivata giusto 2 mesi fa all'incirca. Il contatto con la rete internazionale di famiglie CHOPS ha portato i genitori di Mario a far nascere la raccolta fondi Un aiuto per Mario e non solo, creata sulla piattaforma GoFundMe e raggiungibile dalla pagina Instagram Super Mario Story, che punta a raccogliere 300.000 euro per lo studio di un farmaco. Il ricavato andrà destinato appunto a questa compagnia di ricerca di biotecnologie che si trova in California. Il farmaco dovrebbe andare a smaltire questa proteina alterata che si accumula all'interno di tutte le cellule del corpo di Mario e degli altri bambini, proteina alterata che deriva dall'alterazione genetica. Noi speriamo ci sia veramente un vantaggio anche a livello cognitivo, il linguaggio, non sappiamo di preciso cosa. Servizio di Chiara Gaiani, chiudiamo qui questa edizione di Focus TG. Grazie a tutti per averci seguito, da parte nostra, tutti noi di Media Nord-Est, i migliori, più sinceri auguri di buona Pasqua. A presto.